Si presenta oggi il progetto Liberci di esserci, un'iniziativa sicuramente interessante, quella del vostro assessorato, che mira a cosa, Assessore? Mira a un contrasto alle discriminazioni. Lo sportello, questo si tratterà di uno sportello, il progetto Liberi di esserci, uno sportello di accoglienza, di ascolto e di sostegno alle persone che sono vittime di discriminazioni per motivazioni di orientamento sessuale o identità di genere, ma anche aperto a tutte quelle persone che vogliono avere maggiore chiarezza, maggiori informazioni. Un passo importante di questo progetto è l'intesa con le scuole, perché credo che sia importante fare rete affinché molte persone che vengono discriminate o che subiscono violenza purtroppo non abbiano un brutto epilogo, perché come oggi leggeremo in questo convegno la lettera di un ragazzo che si è suicidato a soli 21 anni. Quindi questo sportello, che sarà all'interno del Palazzo Comunale, il Dipartimento delle Pari Opportunità l'ha voluto proprio all'interno del Palazzo di Città, perché deve essere l'istituzione a dare un segnale, ad essere presente, ad accogliere chi ha bisogno e chi subisce discriminazioni. Quindi speriamo che di questo argomento, questo è un tassello che mettiamo, se ne possa parlare di più, se ne possa parlare meglio e le istituzioni possano essere più vicine a chi viene discriminato. Maurizio Saieva della Saieva Ollus partecipa a questa partnership, in che modo? Quale sarà il compito della vostra associazione? Allora, noi parteciperemo a questo Liberi di esserci, a questo progetto che l'ente attuatore è il Comune di Agrigento. Noi parteciperemo con dei nostri esperti come educatori a servizio proprio della comunità, della cittadinanza e di tutte quelle persone fragili che avranno bisogno. Noi siamo veramente contenti di partecipare a questo grande evento, questo grande progetto per la città di Agrigento, affinché i servizi della Saieva Ollus si possano ampliare su tutto il territorio e proprio possono essere anche effettivi, reali nei confronti del cittadino. Quanto è importante l'iniziativa di oggi anche da un punto di vista, dal vostro punto di vista professionale? L'iniziativa di oggi è importantissima dal nostro punto di vista professionale, in primis perché nella nostra città è la prima volta che si affronta un tema così delicato, secondo perché sono state coinvolte, abbiamo voluto fermamente il coinvolgimento delle scuole, perché riteniamo, e questo è il mio punto di vista professionale, che inserire il seme della conoscenza, piantare il seme della conoscenza nelle giovani generazioni è fondamentale, ragion per cui, perché sappiamo benissimo che la mancanza di conoscenza, non ignoranza ma mancanza di conoscenza, è alla base di tutto ciò che poi va, di tutto quello che è il substrato della discriminazione, e quindi è quello che con la nostra iniziativa oggi, vogliamo assolutamente scardinare, la discriminazione nei confronti di chi si ritiene socialmente diverso, mentre così non è. E questo quello che vogliamo instillare nelle nuove generazioni, e anche e soprattutto sarebbe veramente auspicabile nelle generazioni un po' più in là con l'età come la nostra. Sindaco, quanto è importante che il Comune di Agrigento si attivi per questa iniziativa? Sì, è un momento importante, oggi si porta avanti il progetto Liberi di esserci e devo ringraziare il mio assessore, la Roberta Lara, che ha creduto tantissimo in questo progetto stesso. È importante perché sempre la figura dell'essere umano è al centro di ogni cosa, in questo caso si parlerà anche di identità di genere, identità sessuale, argomenti purtroppo attuali e importantissimi. Penso che anche questo sia importante affinché la nostra società civile possa crescere e riprendere. Procuratore, quanto è importante questo progetto Liberci di esserci, e con lei sarà tra i relatori? Fondamentale, è una battaglia di civiltà e finalmente Agrigento ha uno sportello di questo tipo per evitare le discriminazioni e tutelare i soggetti sicuramente più deboli di questa società, e quindi sicuramente una novità importante sia da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista... Se ne sente il bisogno, procuratore? Tanto, perché anche questi argomenti non sono distanti dalle nostre realtà.